Si è svolta nei giorni scorsi all'interno dell'Auditorium di Sica di Sora la presentazione del volume La macchina rossa di Renato Romano. 28 racconti che riescono a restituirci il percorso di formazione di un bambino, di un adolescente, di un ragazzo della provincia. Al fianco dell'autore Bruno La Pietra e Natia Mammone. Presento un libro, La macchina rossa, che racchiude tanti ricordi giovanili, di infanzia, di impegno civile e politico, ma soprattutto che ha sullo sfondo il grande amore che mi ha sempre legato a Sora, città in cui ho vissuto gli anni giovani, per me indimenticabili. Si tratta di 28 brevi raccontini che spaziano dai miei 3-4 anni fino a 25 anni, quindi che rievocano situazioni a cui sono legato, passaggi importanti per la vita, ragazzi e amici che adesso non ci sono più, ma a cui resto legato in maniera indelebile. Un'occasione importante per Sora e soprattutto anche per noi amici di Renato, lo scrittore di questo libro che è un po' una fondazione di un mito amicale, culturale, post-ideologico, diciamo così, per la nostra città. È un libro di racconti che traccia un percorso narrativo e di memoria all'interno della nostra adolescenza e che a me personalmente entusiasma molto, perché siamo stati con Renato amici di sempre, dall'asilo all'elementare, alle scuole medie, al liceo, quindi c'è un rapporto intenso, vivo, che questo libro con grande piacere presenterò e servirà proprio a suggellare questo nostro rapporto di amicizia. Il libro di Renato Romano mi ha sorpreso. Io conoscevo Renato da ragazzo, invece adesso ho conosciuto un uomo che attraverso la sua storia, la storia del ragazzo che era, ci ha fatto conoscere l'uomo che è oggi e ho imparato ad amarlo ancora di più di quanto lo facessi quando eravamo giovani.